Ben ritrovati, eccoci qua, si monta il castello 5 birilli e si parte per l'Acchito. I due capitani si danno il polso, ormai, anzi nemmeno il gomito, Gomito. ormai si fa così, o ci si dà il pugno o il gomito ormai, e quindi Acchito. Ricordiamo che la squadra ospitante, quindi il mulino, giocherà sempre e comunque con la biglia bianca. Intanto Andrea Quarta del Marameo si guadagna l'Acchito. Pronti per l'apertura. So di cosa stiano discutendo. Religioso silenzio, credo che questa sia una partita più da vedere che da commentare. Noi cercheremo comunque di fare del nostro meglio. Andrea Quarta, l'Acchito. Argentina, come va di moda Aper- in questi tempi. Apertura argentina, mi va di moda in questi tempi. L'ideale è lasciarla dietro il pallino. Comunque direi poteva venire meglio, ma Lascia ci si può perdere. stare. Lascia comunque Garuffa a Salvatore Riondino. Ricordiamo che questo è il biliardo su cui gioca Normalmente. regolarmente Salvatore Riondino, il biliardo 4. Va un po' via questa Garuffa, vediamo se le forze sono buone Traverserò. oppure se lascerà qualcosa. Direi di sì, anche perché non ci pensa troppo. Andrea Quarta Invece di giocare in 4-3. cerca attenzione di cercare un giro rovesciato. L'entrata però non è questa, non è quella delle migliori e a questo punto Salvatore, vediamo un po', andrà di angolo, a me sembra No, da come no, grandeggia rovescio, c'è penso la che rovescia, sfascio. no no, avevo visto bene io, invece ero Stefano, tirato angolo di misurissima, tipica strategia che Salvatore utilizza contro chi sa giocare, lo becco subito. A onor del vero è stato leggermente lungo, ma la stupenda posizionamento della propria colla della lunga non lascia certo molte soluzioni al buon Quarta. Io sono di storia come fanno a girare con il ponte a 20 metri da portiere. Questa è un'impostazione loro e infatti così è. Il fiato era quello giusto, ma la quantità. Ricordiamo, hanno avuto poco tempo per provare il biliardo e quindi. Ma conosciamo anche i tempi di adattamento dei Giro. professionisti che sono sicuramente più rapidi dei nostri. Tanto Salvatore, giro, la propria che finisce in zona buca e l'altra che si posiziona diagonalizzando le due biglie. Uscito leggermente stretto questo giro a Salvatore. C'è strada per una garuffetta. Sì, infatti Andrea si imposta, gira a reggere e via. Becca anche il colpo. Ai ai ai. Da rispondere lei. Sì, allora cercava lo spondaviglia, ma no, non l'ha trovato. Ha bisogno di qualche tiro d'assestamento per comprendere probabilmente lo scivolamento delle sponde, almeno dai due, diciamo, errori che ha fatto fino adesso. Salvatore chiaramente giocando sempre su questo biliardo ha una conoscenza migliore. Giro per Riondino. Birilli Qua, stretti cadono. bene, eh sì, i tissetti cadono e le palle si diagonalizzano nella quasi diagonale ideale del 10-10. Non lo è proprio, infatti, guarda, una facile replica di Mezza garuffa. mezza garuffa. Entra troppo, come sempre toccare pallino, così è. Edizio Direi che 107. l'idea, la realizzazione è stata ottima, 4 punti e posizione centro-centro con quel pallino a guardia del castello. Attenzione, mi dicono che i punti sono segnati al contrario e li vadano a correggere. Glielo andiamo a dire? Qualcuno glielo va a dire? E non si possono invertire adesso, ve lo dico, quindi devono reinserirli da zero, ok? Vai, grande Rick. Risolviamo il problema punteggio. Che hanno sbagliato il Sì, punteggio. sì, ma già no, sono solo invertiti, quindi per il Eh? momento sono solo invertiti, quindi per il momento si può risolvere ancora. Tanto misurissima per Andrea Quarta. Non riesce perfettamente 11 gli questo hai a Mulino. costo. Sì. Sì, 11 è il mulino. E ora li invertiamo. Ho visto succedere cose peggiori. Ecco, già a posto. E abbiamo già risolto. Ringraziamo il pubblico a casa sempre attenti. Noi presi dalla partita non ce ne accorgevamo nemmeno. Grazie, grazie, grazie. Grazie a Michele Monopoli soprattutto. Salvatore di retro per in quarto.
o giro, come meglio sarebbe dire, ma noi qui in Toscana questo gioco lo chiamiamo rinquarto. Anche in Francia, a onor del vero. Sì. Ecco Andrea Quarta che cerca Berlino di 4 e Castello realizza solo 2 punti. Se avesse fatto il centro probabilmente del Castello avrebbe ottenuto il massimo, quindi anche il pallino da 4. Comunque una conduzione pazzesca delle biglie, ma questo non ci sorprende certamente. Salvatore ci mette la mano sul legno, come mi piace dire a me. Ok, a dividere, vediamo se le forze sono giuste. Sicuramente il buon Salvatore puntava a prendere un po' più palla per fare uno spondabiglia, ha comunque trovato copertura. Da 80 la partita. Qua 100. Eccoci qua di nuovo in diretta. Quindi parziale 13 punti per il Molino, 8 punti per il Marameo. Per ora un'attenzione ottima di entrambi i giocatori, ancora manca un po' di momenti di brillare, ma certamente si conoscono entrambi da molto tempo e sanno come studiarsi. Da qui anche la scelta di Salvatore, qui, molto conservativa, di tirare traversino di calcio, 4 punti, ma difesa eccellente. Bisogna saper giocare così, quando c'è certi avversari dall'altra parte. 2 a scendere per Andrea Quarta, una mezza forza. Vediamo come si posizionano le biglie al termine di questa corsa. Ottimamente direi, soprattutto c'è quel pallino in guardia al Castello. Vediamo un po' Salvatore cosa deciderà di tirare. Tanto saluto Massimo Spinelli, ciao carissimo. Come era prevedibile, ha tirato quella che in gergo si chiama una rinuncia. E vediamo un po'. Sandra Quarta che passa nel corridoio fra il Castello e il pallino. Giro a tenere alla ricerca di una smezzata, direi buona, e nuova diagonalizzazione. Siamo in un momento in cui i due avversari non azzardano niente e si stanno studiando. Azzardano il tra virgolette facile e si rifugiano in difesa quando hanno dei dubbi. Certo, la scelta è portata ad avere una sicura difesa, sicuramente anche per 2 motivi, io credo psicologicamente intanto si conoscono da lungo tempo e quindi questo li porta anche a questo tipo di gioco probabilmente. Tanto primo vistoso errore di Salvatore Riondino e Quarta che ha la possibilità di realizzo. Eccolo qua, via quasi tutta la fila di prima, totalizza 6 punti, vediamo se troverà copertura. Vanno a fermare, poi si dice che è copertura. Vediamo se troverà copertura, ho detto infatti. Ho detto vediamo se troverà, non troverà copertura. Non abbiamo capito, vediamo. Molto male, sono qui accanto, qui neanche l'apparecchio serve. Non ci sente. Ho capito. Qui neanche l'apparecchio serve, solo accanto. La forza era quella delle 3,5, ma è stata leggermente eccessiva. Non so quanta ne possa vedere Salvatore di questa palla. Beh, da come la punta direi che ne vede la quantità giusta. Non gioca a angolo? No? No. Addirittura addirittura rovescio. Però in quell'angolo lì il rimpallo è vicino e così è. No. No. E quindi Mulino 17, Marameo 16. Che ne dici per ora di questa partita, Stefano? Che per ora non è gioco di schermaggio, è gioco più difensivo, più tattico, più a indurre l'avversario in tentazione e a cercare l'errore. Hanno cominciato comunque già a azzardare, fra virgolette, qualche tiro un pochino più del loro livello, si può dire. Tipo questo sfaccio. E sì, ma sfortunatamente non riuscito di Salvatore, però sì, tipo quello sfaccio lì. Andrea Quarta deve tirare con lo steccone, non apre a sufficienza la biglia avversaria, totalizza solo il 2 stretto, diagonalizza le biglie, forse la forza è leggermente scarsa, lascia infatti la possibilità, sì, uno spondino a Salvatore. Largo pallino correttivo.
Largo trova pallino, però lo sfaccia e quindi rimane scoperto. Giro scorrente ammortizzato. Probabilmente lo voleva fare più stretto questo giro. Questo sfondapalla, scusate. Giro scorrente ammortizzato. Tanto saluto Francesco Lefri e lo ringrazio per i complimenti del buon cronista, grazie. Tanto giro capolavoro direi. Ne è mancato solo il castello, comunque tirato veramente bene. Sai cosa non va in questo tiro secondo me? Quello che sta andando a vedere adesso Salvatore. C'è l'ingresso per la prima. Esatto. Perché a questi livelli Salvatore dice sempre non si può rimanere a bricolla. No, la Bricolla è un fisso. Ce lo dice sempre, in effetti è così. Vediamo un po', sembra l'ingresso ci sia, e infatti tira. Correzione del pallino, credo che l'avesse anche tenuta in considerazione, sì, sì, sì. Perché non vi era tanto ingresso, ma quel poco che vi era, corretto dal pallino, poteva portare ai punti. Quindi direi veramente una bella esecuzione da parte di Riondino. Risponde di Bricolla nuovamente Andrea. La centra stavolta Al direi cuore del perfettamente, totalizza 6 punti. Via, si sono scaldati, ci siamo. Comincia un gioco un pochino più aggressivo. Risponde. Lunga, la partita ai 100 è data da ritmi diversi, può cambiare da un momento all'altro, sì, anche alternati, anche alternati. 3 sponde di calcio per il nostro Riondino, che se ho visto bene ha ricominciato a utilizzare il metodo che usava da giovane, mi diceva. Poi ne ha usati tanti, alla fine non si è mai uniformato a un metodo di... Quello che gli torna più comodo sul momento uso. Esatto. Ora stava, di recente l'ho visto sul biliardo, a utilizzare il conteggio che lui mi dice aver imparato dal suo maestro Gustavo Zito. Un metodo interessante, ricorda un po' quello dell'oscuro per certi versi, in quanto varia l'effetto a seconda della posizione della biglia. Anche Udino ha un metodo simile, il buon Crepaldi, vabbè, altrimenti poi... Sì, ma lo usa fra il 50 e il 60 per la sponda forte. Sì, però comunque l'idea è quella di variare l'effetto in funzione della posizione della biglia Della battente, onde uniformare un po' anche le traiettorie. Certo. Tanto Salvatore Riondino ci va dopo attenta analisi di Candela, sì, traversino di Candela, Candela di traversino, quello che è. Le forze sono, direi, buone. 5 sponde per Andrea Quarta, si deve distendere sul biliardo, sicuramente più difficoltoso per noi rispetto per lui. Importantissima la forza in questa biglia vicino al castello. E qui, ecco, come dicevo, gli è partita leggermente forte. Allora, quello che ci dicono tutti quelli che ci chiedono di questi panni, sono nuovi, ma vanno veloci come dei panni un pochino più... sì, esatto. Sono in quel periodo ibrido. No, no, ma proprio fin dall'inizio avevano questa caratteristica. Intanto bello Salvatore. E qui ci regala quello che è uno dei suoi cavalli di battaglia di prima, il giro. 8 punti, bravissimo Salvatore. Garuffa per Andrea Quarta. Uscita intorno al 9 della torta. La centra molto bene, le forze sono giuste, centralizzerà le biglie. Bravo. Ecco, ho perso il filo di quello che stavo dicendo intanto. Forse che c'è il pallino vicino a No, tutti il i panno, battucati, il no? panno, stavo dicendo del panno, che sono panni, ecco questi panni nuovi Corina sono, questo ci hanno detto già chi li ha montati, che sono già veloci pur essendo nuovi, è una caratteristica di questo nuovo tipo di panni. Probabilmente dipende dal rapporto fra silicone e cotone del tessuto. Hanno detto la trama soprattutto, La trama. sì, 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 una diversa lavorazione della trama. Tanto salutiamo Salvatore Spanò. Al volo per Andrea Quarta, al volo dalla lunga chiaramente, vediamo come si posizioneranno le biglie. Nota Andrea Quarta ha dichiarato... Salvatore. Era Salvatore, ottimo, e io mi distrago a chiacchierare, bravo Salvatore. Così, Sì, Sì. per ora fa. Allora vedrai, ok. io ce l'hai il tiro comodo. Ma comodo. Ho detto erano delle buone forze, quando si tira al volo si cerca di prenderla più o meno, se si vuole prenderla un po' più piana, un po' più scarsa, per il resto ci si affida un po' al destino, loro un po' meno, però resta comunque un gioco di approssimazione del biliardo, ricordiamocelo. Tanto bellissima palla frontale per Salvatore Riondino,
Guardate proprio questo è il tiro Sembra d'accademia, tre un 3 e passate, mezzo spaccato. esatto, 3 e un quarto a cercare le 3 e mezzo, come direbbe il nostro buon Nascimbene. Un bel modo di Perfetto, è l'unico tiro che si dovrebbe lasciare in questo dopo questo tipo di esecuzione. Infatti, così te Argentina, vabbè, prende la parte della ragione, la sfaccia sulla lunga e quindi trova la diagonalizzazione. Credo che Salvatore abbia la bricolla comunque. Sì, da come si Da come imposta si imposta, direi proprio di sì. E infatti eccola qua, tutto giro, angolo di tutto effetto. Le forze paiono buone, vediamo un po'. lungo, lascia giro. No, No? ha lasciato, no, giro Bricola, assolutamente no, però a sua volta Bricola. È un pochino più impegnativa, un po' più alta. Infatti notate come ha diminuito la forza, sperava qui sicuramente di prenderla più dalla parte della ragione, che sarebbe l'esterno del anche biliardo. perché con quella forza, preso il pelo esterno, sarebbe scesa a pallino da 4 e avrebbe fatto difesa diagonale, difesa Esatto, centrale, a occhiale. esatto. Oh, intanto ecco, Lupus in fabula, Salvatore di giro, stavolta non gli esce stretto. E ecco, oltretutto lascia anche Biglia a disposizione di Andrea Quarta. Intanto saluto il buon Gianluca Nascimbene. Lupus in favola ti abbiamo già citato 3 o 4 volte, bravissimo intanto Andrea. Totalizza direi quasi il massimo da questo tiro, se non il massimo 8 punti. Vai tranquillo Gianluca, noi ti aspettiamo qui. Problemini tecnici, e me li posso immaginare, in questo periodo li abbiamo tutti, vero Stefano? Beh, io non potrei neanche essere qui. No, no, ha voglia. Sei qui in allenamento visivo. Bello, sono forte. Mica faccio l'avvocato per niente io. No, lo fai per vivere infatti. Tanto abbiamo assistito a una bella serie di Bricola. bricolle in cui devo dire che il buon Salvatore ha giocato meglio, complice forse anche una maggior conoscenza dello scivolamento di questo biliardo. Qui Andrea subito si è corretto rispetto a prima, ecco qua il tiro come doveva venire, specchiato chiaramente rispetto a quello di poco fa. Bravissimo, tiratissima questa partita, 43 Mulino, 38 Marameo. Tanto Salvatore è costretto dall'ottima difesa di Andrea Quarta a tirare a scendere. Quel pallino ci voleva proprio, l'ha raddrizzata quella palla sulla sponda corta e ha diagonalizzato. Nuovamente angolo per Andrea Quarta. Di leggero effetto, credo. A cercare un ottimo ingresso. Se le forze ci sono, centralizzerà comunque le biglie. Non si poteva fare tanto meglio. Con un'uscita prossima al primo diamante della della Eh, corsa. sì, eccolo qua. Salvatore la prende sul pieno, vediamo se ci sono le forze. Così è. Bricolla. E di nuovo bricolla per Andrea Quarta. Quella garuffa a quell'altezza lì è quasi più facile venga così che difesa occhiale, anche perché va troppo scarseggiata. Qui Andrea sbaglia sullo stretto, però le forze gli permettono comunque di trovare una copertura, anche se facilmente aggredibile da Salvatore con un 3 di calcio. Un'uscita di tornare di Salutiamo Ferretti. Michael si prende la colpa dell'assenza di Gianluca. Vediamo le forze, diminuita perché il castello era comunque prossimo, trova copertura che da questo punto, attenzione, io che l'avrei tirata di battuta, il buon Andrea invece ci va di effetto. Probabilmente perché È una migliore, riesce a esatto, compensare meglio lo scivolamento del pando nuovo. e anche, Riesce a è stabilizzare anche la vero traiettoria. che molto probabilmente l'angolazione di arrivo della garuffa rispetto allo striscio permette di trovare maggiormente il castello che era vicino vicino e copertura, e infatti così è. Queste sono quelle stupende valutazioni che i grandi riescono a fare, noi ancora tiriamo il tiro e c'è più comodo. Tanto super garuffa anche per Salvatore, ai ai ai, niente, ha lasciato palla Salvatore Riondino, sfortunatamente. Primo errore vistoso di Salvatore. Davvero, questo è il primo errore vistoso. Chiede l'acchito. Andrea Quarta.
saluto Fausto, saluto Daniele nel frattempo. Qui Andrea si sa che non perdona, non mi sorprende. Alla ricerca addirittura dello strike, diventa troppo di ultima passata, anzi allarga troppo di ultima passata. Questa cosa l'abbiamo imparata molto bene di questi biliardi nuovi, la caratteristica. Comunque 10 punti, mica male. Ultimamente eseguiti, vediamo Salvatore. Non è convinto, me ne accorgo subito. Quando si appoggia così mi accorgo subito che non è convinto, vero? Si è riconvinto. No, ci va di effetto contro. Fa di effetto contro a cercare spondaviglia in verità. Vediamo se la fortuna ci regala qualche punto. Sarebbe stato meglio se la fortuna ci avesse fatto arrivare quella palla un pochino più larga sul castello. Comunque 2 punti trovati, perché spesso si trova in questo. Tanto quarta. Sì, spondaviglia. Soprattutto a diagonalizzare non era facilissimo trovare il castello in quella posizione. Diagonalizza perfettamente. Notare come preso in mano in gioco quarta non lo vuole mollare. Siamo in quella fase lì, perché siamo a metà partita, è giusto che il gioco ora lo mantenga. Salvatore non Salvatore ci delizia con uno spondaviglia favoloso, colpisce il cuore del castello e porta 6 punti a casa. Nuovo sorpasso quindi per il Mulino. Bricolla. Partita delle bricole. All'italiana un tiro capita spesso. Ormai hanno preso le misure del biliardo entrambi e ce l'hanno dimostrato in queste serie di tiri di sensibilità, come si usa dire in gergo. Sensibilità nel senso che bisogna avere la sensibilità di capire come risponde la sponda al tiro. Fabio, certo, noi tifiamo sempre il bel biliardo, giusto? Un buon gioco, a noi ci piace, a dispetto di chi vince o perda. Se poi l'ago della bilancia scende Tanto Salvatore ci delizia con un tiro a scendere veramente superbo. Totalizza un totale di 8 punti, trova anche il pallino con la propria, di carambola oltretutto. davvero. Questo poteva accadere. Quarta non si fa pregare 2, 4, 6, 9 punti. e totalizza 10 punti. 62 pari. 10 punti. 62 pari. Siamo in quel momento in cui si cerca di dare la botta enorme all'avversario e poi distruggerlo. Tanto un angolo stupendo per Salvatore Riondino. Oltretutto vedete come l'aveva cercato sul largo, perché molto probabilmente la sua volontà non era quella di trovare il pallino subito, ma di passarci dietro. Comunque 69 punti e rimpalla questo è il primo vistoso errore invece per Andrea Quarta, però un pochino più fortunato rispetto all'errore che avevamo fatto noi. Trova comunque copertura e quindi una garuffetta. Mi piace garuffetta a me, vero? Gianluca vorrebbe questo, il buon davvero. Qui è mancato un po' di giri. Sì, trova comunque steola cinese. Vedete, quarta difficoltà. Qui rischia di parabolare, quindi falsare. Sì, no, non ha proprio tirato liscio, stupendamente. Vediamo le forze. Mi sa che non sono quelle corrette. Se è corto Salvatore. Attenzione, qui Salvatore bisogna che porti a casa un bel po' di punti e la messa, perché sì, ci vuole veramente. Ecco, il mento sulla secca, la posizione nota di Salvatore. Ottimo, palla presa splendidamente, distribuzione delle forze ottima. Vediamo quanto risale la biglia avversaria. Totalizza, buono, totalizza comunque 10 punti e si porta a 81. Tanto 2 a mo' di 3 per il nostro Andrea Quarta. E qui è un errore che capita spesso quando non si entra abbastanza. Gianluca nasce bene, bravo Stefano. Ringrazia il maestro. Perché mi sentono? Sì, certo, ti sentono.
E dillo prima, farlo meglio. Certo ci sentono. Giro passante per Salvatore Riondino, preso perfettamente, di nuovo il cuore del castello, 6 punti. Riondino ha preso in mano la partita, direi. Sì. Ha saputo giocarsela bene, è stata una meraviglia di tattica per adesso, vero? Andrea non ci pensa 2 volte, alza la stecca. Certo. Vediamo le forze, si riesce a centralizzare almeno le biglie. Così è. Garuffa per Salvatore. Vediamo se non gli peserà l'errore commesso prima in una posizione analoga. Batterà. No, infatti è dubbioso. Potrebbe Sta- andare al volo, sai? Anche al volo può Che se la essere. rinterza di Forza Allegra E potrebbe infatti, arrivare a pallino laggiù. e infatti la punta al volo. Bravo Stefano. Perché c'è il pallino laggiù. Eccolo Se qua. la sfaccia fa i birilli, se la rinterza può fare i birilli. Lì. E poi secondo me gli ha fatto una brutta sorpresa anche la Garuffa di prima. Era una posizione simile. Ecco Andrea Quarta ad aprire, stupendamente eseguita, 8 punti, vediamo un po'. Oi oi oi. La palla l'ha staccata stupendamente Credo che Andrea. Salvatore abbia rovescio. Temo comunque che forse la veda. Tolgo il forse da come si è impostato. Sicuramente Riondino vede Sul palla grosso di leggero effetto. e quindi eccolo qua. Via subito il filotto, ci passiamo 3 passate. 3 passate come ci dobbiamo passare e si risale sul castello. Unica possibilità per trovare copertura in questo tipo di tiro. Bravissimo Salvatore. E si porta pericolosamente in zona chiusura Salvatore Riondino. Girone per Andrea Quarta, che non deve sbagliare più niente adesso. Bravissimo Andrea Quarta, mamma mia che capolavoro. Nel momento di difficoltà ha tirato fuori l'asso dalla manica, 74 punti. E guarda anche come ha lasciato le biglie. Garuffa per Salvatore Riondino, qui anche ha un grosso margine, ha un'altezza in cui trovata la forza si dovrebbe riuscire a trovare copertura. Ecco, certo che porto male. Sì, decisamente. Mamma Perché mia. se la vede porta via il castello, Andrea. Eccoci qua. Bene, taccerò d'ora in poi e non dirò più niente prima del tiro. Mamma mia, che gufo che sono stato. Qui Andrea deve portare a casa il risultato ma non lasciare nulla, perché 5 punti non sono così tanti. E infatti giustamente tira la rinuncia. Ecco fatto. Vediamo un po' le forze. Non è riuscita a incollare la propria Ma lo sponda. sai, sulla Quindi bicolla Salvatore potrebbe tirare Bricolla. Sì, è proprio sulla linea naturale, del rosso. Salvatore, steccata partita bene. vediamo le forze. Vediamo le forze. È di nuovo lunga. Lascia traverso. Questi ultimi 2 errori nelle forze di Salvatore potrebbero essere anche indici di una certa difficoltà nel vantaggio. La fretta di chiudere. Non lo so. Qui Andrea di seconda. Attenzione, Tira che pallino. ne prende troppa e non realizza, ma parcheggia la propria. Credo che fosse proprio questa la ricerca di Andrea, che però avrebbe voluto sicuramente lasciare la propria dietro il castello. Quindi difesa fatta a metà, anche perché un pallino a quest'ora sono tanti punti, Vedo caro. palla d'effetto contro, potrebbe essere pallino. Vediamo se la studia. Vediamo Bisogna un vedere po'. se non rimpalla, perché se rimpalla può andare a volo. Sai che se quarta quel che Taessino di seconda lo tirava leggermente più scarsa, proprio faceva una difesa micidiale, ma non è andata così. Vediamo se tira come ho detto io. Vediamo un po'. Vedo palla d'effetto. Vediamo un po'. Salvatore. Io gli chiederei. Ma come sono diventato bravo? E infatti qui l'importante era allontanarsi anche dal pallino per non rischiare nuovamente Stevola e se si non andare a bere. sì, e portare a casa i punti necessari. Ce ne mancano 2, adesso è veramente dura per Andrea Quarta trovare una soluzione a questa partita. Comunque magnificamente eseguito anche questo tiro. Dai, 2 a scendere su biglia grossa. Incolla entrambe le biglie a sponda lunga. La situazione quindi non è facile per Salvatore Riondino. Intanto Marameo si avvicina pian piano al nostro punteggio, 82 punti. Io direi. No, qui ecco,
Qui tirerei. Tirerei. Il rischio è alto, Io ma piano di 2 punti sono buono. Ecco, infatti. Infatti ci tira, perché si fa buono il castello e Eccolo il lì. pallino, vedi? Ci ha tirato e così chiude la partita. 110? Chiusa la partita. È bravissimo Salvatore Riondino. Devo dire che a questo giro ha saputo, credo che sia stato un capolavoro di tattica perché hanno giocato bene entrambi, errori da entrambe le parti. La bravura è stata al 50 all'incirca cominciare a trovare il ritmo giusto. Hai visto? Sì, sì. Se vedrete la partita poi vedrete che verso il 50 i due giocatori hanno cominciato a marcare nella speranza di passare l'uno di fronte all'altro. Appena uno è riuscito a portare a casa un po' di punti, come è successo per Salvatore, l'attenzione è stata poi quella di andare in chiusura. Quindi veramente più bravo. Ci vediamo tra poco per la prossima partita. Eccoci qua, intanto abbiamo il primo parziale, un punto per il Mulino che ha visto Salvatore Riondino battere Andrea Quarta all'italiana al 100 e di là invece
Fusco, vero? Ha perso la partita a semplici e doppi, Goriziana a semplici e doppi contro Grani, che quindi ha portato un punto a sua volta nelle casse del Marameo. Quindi un punto il Mulino e un punto per il Marameo. Si sta svolgendo sull'altro biliardo l'italiana a coppie, se ho ben visto, Fusco Picci. Sì. Non so a che punto sono, quale sia il punteggio, ma vi terremo aggiornati. Anzi, me lo vai a dire? Grandioso. Mentre sul biliardo che state inquadrando, il numero 4, in streaming, Mulino 3, Marameo 16. Mulino 3, Marameo 16, quindi appena iniziata questa. Ok, benissimo. Questo è il parziale Mulino Marameo per quanto riguarda l'italiana a coppie, che sta svolgendo sul biliardo accanto, sulla destra dell'inquadratura, mi sembra. Sì, rispetto a quello che vedete. Tanto si prepara qui tutti i doppi, filotto 60, che vedrà Riondino e Paperini contro Quarta e Galli. Tiro di Acchito. Pronti a questa nuova sfida, stavolta 9 birilli. Salvatore specialista di questo tipo, specialista dei 9 birilli. Di tutti i doppi in particolar modo. Soprattutto della specialità tutti i doppi, per chi non lo sapesse, perché semplicemente i birilli valgono sempre il doppio, che siano presi di prima oppure di sponda, mentre nella Goriziana Classia il doppio del valore sia solo di sponda. Chito c'era giudicato sempre Andrea Quarta, giusto? Era lui a tirare l'Acchito, sì. Quindi Salvatore Riondino. 2 a mo' di 3. Ecco. Uscita appena prima della Gedicolina. No, c'è la Garuffa addirittura. Ah. Andiamo, sta cercando di comprendere, sì, a Garuffa, e quindi tira di là, vedete, tutto effetto a reggere. La intercetta di prima, che è una eventualità ottima del tiro, anche perché viene questa geometria che avete appena visto, che porta a una difesa centrale e lo difende da Garuffa e costringe la candela sì, d'effetto. ma oltretutto 12 punti si è anche trovato in questa bella esecuzione. Tanto candela per Galli a questo punto, perché il pallino no, dovrebbe essere comunque quarta, perché alla prima non si cambia. Esatto. Che Acchito tira. Sì. Stanno infatti giocando a coppie, una cosa molto interessante questa, perché si ha la possibilità anche di confrontarsi con il compagno e decidere quale tiro sia meglio, come affrontare la posizione lasciata dagli avversari. Ci si cambia di stecca, cioè ci si alterna non un tiro alla volta come spesso si potrebbe pensare, ma ogni qualvolta o l'avversario marca o il proprio compagno, ahimè, commette comunque fallo. Intanto a scendere per Salvatore Riondino. Pallino? No. Non trova pallino. Trova però Vediamo un po' se trova copertura. Ahimè, e qui di solito quando tira il buon Quarta suona a morto, scusate il termine un po' triste. Come brandeggia direi che vede lo spazio. Ma come brandeggia direi che se ne va alla fila, e infatti così è. Rimpalla. Attenzione, non evita il rimpallo, totalizza comunque 80 punti, che tanti sono, e posiziona comunque le biglie in copertura, se vedo bene, e infatti così è. E quindi la stecca passa a Paperini, ha dato la sua nuova stecca Paperini, la Carlo Cifalà dell'Ares. 102,84. 3 sponde di calcio per Paperini. La forza è ottima, la quantità direi che è ideale, totalizza addirittura 40 punti, i birilli si aprono sotto la biglia gialla, hai visto? Incredibile, stupendo. 3 sponde sull'arco. E quindi No, che sull'arco, lì è uscita 18. Galli, 3 sponde di calcio a sua volta. Forza ottima, quantità ancora migliore, e addirittura una ciliegia per il Marameo che vola a 140 punti. Stabile il Mulino a 52. Forse c'è Punto 10 e lo salutiamo. E anche Alfredo Izzo, il mio omonimo di Arezzo, centro d'Alfa. Bella sala, se vi trovate ad Arezzo andateci. Bella, 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 bella. Ciao Alfredo. Salutiamo tutti, 134 spettatori addirittura. Fateci sapere da dove, non siamo abituati a questi numeri, fateci sapere da dove ci vedete, da dove ci state guardando. Battuto intorno al diamante del 10. Salvatore a scendere,
Vediamo se riesce a rinterzare la biglia avversaria. È larga e C'è, eh, forza c'è. sembra che la forza ci sia. Andiamo adesso per la squadra avversaria. Ho perso un po' si consultano. Questo è Andrea Quarta che sta guardando la biglia, quindi l'altro è Galli, quello che Probabilmente ha c'è il pallino sia una sul stupenda tresponde. stecca che a me piace molto, infatti ne ho una anch'io, ha una Longori Martinelli. Chi fosse interessato è in vendita presso il CSB Il Mulino una Longoni De Ross. All'ultima quindi è quella di Ross Romeo. Sì. Ah, l'ultima allora, bene. Salutiamo Mauro. Eravamo 230, eravamo ancora di più Gianluca. Qui basta mettere un grosso nome e la gente guarda. Angelo, ciao Angelo, hanno detto poi non sei venuto, non voglio entrare nel Merito. come e perché, però mi avrebbe fatto piacere. Vabbè, ci vediamo a Salerno. Giro. E Paperini. Paperino intanto. Era largo. Ma sai, ha diagonalizzato bene, alla fine non è male. Non so se attirarlo. Quel pallino era fastidioso, alla fine si è tenuto dalla parte della sicurezza Paperini, credo. Qui. Che si fa qui in mezzo alla ruffa sullo stretto a fare pallino e scendere? Montecatini, Lecce, che bellezza. Bene, si sono scambiati la stessa posizione, vediamo se cambia qualcosa. Capita No, ci spesso, sponda via. Sì, sì, no, ma nel senso sono scambiati una posizione, una difesa diagonale. C'è chi ci scrive dal letto, beati voi. Bello è il letto, il cellulare a guardarsi la partita. Perché il cellulare? Chromecast da in televisione sono 60 pollici. Bello, sì. 60 alla faccia. Le forze paiono buone, anche se forse il fatto di aver preso poca via non farà. Infatti, non fa Oddio, trovare, non fa trovare copertura. L'idea era buona, però quella forza forse era indicata nella possibilità di intercettare maggiormente la biglia, vero? Vediamo un po'. Si consultano. In effetti è un'angolazione un po' particolare. Sono quegli angoli. Che si tira qua? Io che non so, traversino tiro di piano. ritrovo. Ecco, io che non so, tiro traversino a Traversino sfacciare di ritrovo. piano. Ma Non chi è ha una bella steccata e una bella sicurezza può tirare invece in questo modo. mamma mia. Calle ha rischiato molto, perché scarseggiandola e pigiandola, insomma, spingendola un po' troppo rischiava di andare a Non bene. gli è partito di retro. E Ha inclinato la stecca, ma probabilmente un po' la quantità anche, perché per fare o la prendi piena o la prendi lei piena, prende molto grosso, se no si molto trasmette. molto grossa. Se no l'effetto va a merengue. Esatto. Si salutano tutti, ho dato via Abbiategrasso Milano, bello Milano. Bellissimi ricordi della sala di Roio. Mezza caruffa di misura. Attenzione e non trova palla. Chi era al tiro qui? Paperini. No, non mi sembra Paperini. No, No, era era Salvatore. Ai ai ai. E qui si è fatto sorprendere dal suo stesso Viliardo. Può capitare. E qui la vedo brutta. Dato troppo tardi. Qui attenzione, se Galli totalizza un pieno e messa si rischia di prendere una brutta piega per questa partita, per il Mulino. E così è. Eccoli qua, 75 di prima, 76 scusate, 75 non esiste, di prima passata, E centro di 3 passate e mezzo. 3 passate e mezzo e Biglia nuovamente incastellata. Beh, direi esecuzione da manuale, c'è poco da dire. 3 per le 5, dai. Sì. Allora, per il momento quindi direi che il Marameo giustamente è in vantaggio. Bisogna che si sveglino un po' i nostri ragazzi. Vediamo un po'. Complimenti per la diretta, un saluto dalla Sardegna. Spero che Ciao. poter essere presto lì in Sardegna perché ho già prenotato per i mondiali che si svolgeranno quest'anno. A Te Calangianus? vieni? Sì, a Dal Calangianus, Bonovino? davvero. Tanto bravissimo, la intercetta perfettamente. Vediamo un po'. Peccato per le forze. L'aveva intercettata veramente bene il buon Papero qui, È mancato un po' di
un po' di coraggio nell'aumentare la velocità del tiro. Probabilmente aveva paura di prenderne poco e combinare un disastro. Quel pallino lì Anche che se non lo prendi pieno, mette se un po' tiri il di... pallino la tua gira e entri nei birilli. No, poi prendi il pallino, vattene a pesca, diciamoci la verità, ecco, e questo è il punto, non si sa. Oh, Yuri Agnorelli, lo saluto, speriamo di vederti presto giocare nuovamente anche qui in sala per qualche torneo. Ne avevo organizzato uno bello grosso qua al Mulino Nazionale e il Covid sfortunatamente come in tante sale ci ha bloccato la possibilità. Sì. Marameo, tiro difensivo, Cerca la steola. eccolo qua. Quarta suggerisce una steola e giustamente il compagno esegue Credo che perfettamente. abbia un traversino di calcio. Nova Siri. Ciao Che Daniel, che da ci Nova di- Siri. che ci di meglio di me? C'era un traversino di calcio. Bellino e anche il L'effetto doppio contro. traversino. L'effetto contro, Ah, chiaramente. lo tira di là. Ah, sì, vediamo un po'. Riuscire di tirare Entrare di di là. prima nel Sì, sì, castello. no, c'aveva la battuta anche da quella parte e mi sono distratto, pensavo tu parlassi di tirare un doppio traversino. Non era molto agevole. Questo permetteva con la forza giusta di trovare copertura. Saluti da San Sepolcro. Oh, San Sepolcro, questa è vicina. Salutiamo. Ostia, bella Ostia. Giriamo tutta l'Italia in questa maniera, mi fa proprio piacere. Tanto di nuovo Galli al tiro, stavolta Battuta intorno al 12. obbligatoriamente a scendere veloce. Pallino. Trova pallino e questo pallino è veramente fortunoso perché permette di trovare copertura. Se non ci fosse stato poteva anche rimanere al rovescio come minimo, un raddoppio. Avrebbe proseguito la corsa la biglia del Marameo sicuramente. Chiama Garuffa, sfaccio, non rovescio. hai ragione, sfaccio. Noi qui in Toscana lo chiamiamo rovescio. Salve Tozzi da Milano, si vede bene, mi fa piacere. Grazie per quello che fate per il biliardo, è passione. C'è lo Spinelli che arriva quando c'è il mondiale. Bella domanda. Ecco. Controllo E noi risponderemo subito. mondiale. Tanto angolo per il Marameo. Le forze sono buone, le biglie si allungano. Lascerà comunque angolo a Salvatore Riondino, giocherà di tutto effetto di Bricolla, quasi sicuramente. E infatti così è, 52 a 284 per ora, ma tutto può succedere, ci sono tanti punti sul biliardo. E qui Riondino stavolta la forza è così, ma soprattutto non è la parte della ragione del tiro. C'è anche il socio in linea, eh. A settembre. A settembre ci sono i mondiali a Calangianos. A settembre, Covid permettendo. E intanto qui stupendo. Ah, che bellezza. Una candela veramente ottima da parte di Galli. D'altronde la biglia vicino al castello chiama, avversa vicino al castello in situazioni di candela chiama i birilli. Attenzione, Nicola Biondi, il socio, il toscano, non più toscano, no sì, toscani una volta, toscani per sempre. Ciao Nicola, speriamo di vederci presto. Anche da Salerno ci vedremo? Spero, non lo so. Mi vado a fare questa gita perché vado a giocare con qualche speranza, chiaramente. Da buona terza, bravo, tutta esperienza. Attenzione, e qui invece primo grossolano errore da parte del Marameo e di Galli. Come diciamo qui in zona figinese è entrato nello zucchetterinaio, cioè del castello con la propria. Ora bisognerebbe riprendere in mano il gioco, anche se non è facile. Striscio. Dedichiamo questo striscio a Gianluca. No, non dire cattiverie. Gianluca non ha un bel rapporto con gli strisci, credo che lo sappia tutti quelli che lo conoscono. Gianluca lasci bene. È stato un po' corto, sai, non mi è piaciuta per niente la forza di questo tiro di Paperini. Infatti lascia spazio per un gancio. È entrato addirittura troppo, direi, Vediamo se le biglie si sono riposizionate bene. No, pare che comunque abbia, sì, spazio per una bricolla il mulino. Vediamo se le forze sono giuste, si può trovare in questo caso anche una difesa d'occhiale.
Ricordiamoci dopo che Claudio Resta saluta Salvatore. Se potete fare un saluto al mio amico, scrivi Claudio Resta, così noi prendiamo l'appunto, Claudio, e poi ti facciamo salutare in diretta. Servi vostri. Tanto un tiro pazzesco per Andrea Quarta, tirato a scendere, una cosa incredibile, l'hai visto? Perché l'aggettivo pazzesco si associa spesso al suo nome? Già, mamma mia. Peccato per la forza, guarda, perché aveva tirato una palla incredibile. Ecco, guarda, la puoi rivedere adesso, fra qualche minuto. Tanto biglia frontale per il Mulino, potrebbe rimettere a posto la partita. Questa Eccola. stretta. Stretta, troppo stretta, direi. Vediamo se questo rimpallo, che era scritto in questo tipo di errore, fa trovare comunque. Mamma Che te ne è parso di sta scendere di quarta? Ce lo siamo rivisti. Nicola Messeri, buonasera, buonasera Nicola. Speriamo di vederci presto. A Salerno purtroppo non ci sarò. Mi dispiace Nicola. Ci si verrà presto, lo spero. Ciao Nicola, ciao. Intanto è arrivato il terzo socio. Noi siamo tre. Loro sono due, noi siamo tre. C'è Daniele, vuoi fare un saluto? Che uomini, un A saluto tutti. a tutti. Bravo. Che uomini. E per le donne, che uomini comunque. Ecco, il lato femminile in questa sala manca un po', eh. Uomini comunque. Vabbè. 3 sponde di calcio per Galli. Passa veramente benissimo dietro a questo È costretto a pallino. farlo stretto però per infatti. Vabbè, ci si può stare un po'. Non si poteva che far così. Non credo si potesse fare meglio, non si potesse pretendere di meglio da questo tipo di scelta. Infatti ha ben dosato la forza. Bravo Galli. 128, 304. Salvatore 3 di calcio. Uscita poco oltre il secondo diamante del Dalunga. Se ci sei passato tu, ci passo anch'io. Esatto. Discorso che si sente sempre. La forza è quadrata abbastanza bene. Peccato che lasci facile traversino di calcio ad Andrea Quarta. Ai ai ai. E qui è stata la quantità, perché la forza era buona, non è stata la quantità quella giusta. Infatti lascia palle a vista e totalizza appena 16 punti. Si porta a 320 il Marameo contro gli appena 164 del Mulino. Di là. C'è la Mulina, la gattina del Mulino, Mulina detta Lina, sì, l'ho Sai vista che al lì giro. C'è il palino sul giro. E infatti striscio. Bravissimo Paperini. Con eventuale cammino da qua. Vediamo un po'. Del taglio d'acqua. Scelta ottima. E il disegno è quello che avete appena visto. Mulina non c'è. È fuori. Ah, è fuori? Sì, Ah, fuori. perfetto. Nulla, mi sono sbagliato io. Ecco, in quelle posizioni lì talvolta è comunque preferibile tirare lo striscio come ha tirato Per quanto Paperini. stretto possa essere, male che vada, metti 2,5 metri di biliardo nel mezzo. Esatto. Tutte queste belle nozioni sul giro le abbiamo imparate da Nascimbene, in realtà non da Nascimbene perché il video Aragonese Andrea. è il buon Aragonesi. Se ne volete sapere di più, bravissimo intanto. Andate sul sito di Edora. Il buon Papero, la forza è perfetta, sperando e trovi anche Steola. Comunque non è una posizione Credo di no. facilmente aggredibile. C'è angolo. Vediamo, No. ci è andato subito. Di palla- rimpallo a cercare cercare Steola. un Steola. Bella scelta, ci è piaciuto. Intanto Mulino ha dato un po' avanti, 200 punti, 120 punti di differenza. Tutto può succedere, quindi C'è traversino. Che pallino sono? ne hanno discusso credo un poco e adesso colpiranno. Luciano Ferretti. Pallino. Luciano Ferretti, ciao compari. Compari è bello invece di soci. Grande Ferretti, grande ferro, grande ferro, grande ferro, compari. Compari è bello, compari va bene. Alfredo Stefano, la teoria è veramente ottima. E la pratica, ragazzo, sono terza. Cerco di imparare quello che posso. Ai ai ai. E qui mi sa che troverà anche il rimpallo. Sì, vediamo, forse si diagonalizzano le viglie. Ai ai ai. Qui non è andata come sperava sicuramente il Sai, Marameo. credo ci sia l'ingresso per una mezza garuffa. Mhm. Il Papero è in formissima. Sì, Paperini. Sì, sta giocando veramente bene Nicola. Le ultime parole famose.
La prende di prima, Toro nel Veramente una bellissima scelta ed esecuzione. Questa è studiata, eh? sì, sì. Questo non è un caso. Andiamo. Questa è la smezzata sicuramente. Sponda via. Mamma mia, la svezzatosi bene che addirittura è venuto sfondapiglia perfetto. Forza del pallino Pallino. e 12 punti. Bene. Abbiamo visto due smezzate eseguite, l'una sul bello questa cosa. Una a No, prenderne poca per creare un certo tipo di posizione e e la un'altra sul pieno, addirittura sul pieno facendo sti buoni largo del castello e la tipo pallino. e il pallino che ha dettato la scelta in entrambi i casi. Pallino Vedi, che io adesso, io, bravissimo. io non discuto la scelta di una No, prima no. categoria, ma io sarei andato dalla lunga. E qui se la sentiva, ci è andato bene, cioè ci è andato bene, no, perché non è rimasto bene, però ci è andato sicuro, quando ci si va sicuri è giusto. Giuseppe Di Guarda Caterino, Pinuccio. vai Alfredo nel commento se c'è un master, addirittura, grazie. E intanto qui, e intanto qui, ecco, nuova diagonalizzazione delle pile. Questo, Quanto come sta questo, cammeggiando? questo angolo sinceramente non ci è piaciuto. Vai Alfredo, commento se c'è un master, è il mio socio che di solito porta rogna, viola, biondi. Aspetta, com'è che si chiamava la società di Mirko Bianchi? Allora, La... caro biondi, guarda che mi sto perfezionando nel portare rogna anch'io, eh. No, 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 ma l'esperto secondo le telecronache di Nicola e Gianluca è Mirko Bianchi. Sì, Bianchi è pazzesco. Allora, è vero, è vero. Allora, Ferretti l'abbiamo salutata. A quanto va la partita? Beh, domanda Ai facilissima. 500 mi sembra, Sì, o hanno- 600, non ricordo. Hai il verbale sotto mano? sì, come no, ce l'hanno di là. Che... Ah, giusto. Ma ne abbiamo aperto Tanto, qui. tanto gancio per il Mulino 224 a 348. Inesorabile l'avanzata del Marameo nonostante gli sforzi del Mulino. Sì, valorizzana top 800. Va agli 800 punti la partita. Eh, chi Chi è me l'ha che? chiesto? Boh. La Gatto Nero SPA, La grande Gatto Nero Nicola. SPA, ecco vedi. Concordo. Gatto Nero SPA. Compari preso, eh. Qua abbiamo la Mulino. Compari preso, eh. Qui Grazie abbiamo la Mulino Ferretti. SPA. Mulino SPA. A scendere veloce. Attenzione. Ecco, quindi prende dalla parte della ragione, l'ha Guarda il presa favero. veramente ottimamente. Complice anche il panno nuovo e scivola un po', perché su un panno battuto c'è anche da andare a bere, secondo me. Alfredo, per favore, ci dici il risultato anche dell'altro biliardo. Mando subito il mio compare a controllare. Vai Stefano. Tempo 280, Mulino 348, Marameo. Biglia che si è incollato. 96 Mulino, 96 Marameo. 56 Mulino, 96 Marameo sull'altro biliardo, dove si sta svolgendo, ricordo, l'italiana a coppie, che vede Fusco e Picci contro Grani e Dami. La partita ai doppi all'italiana C'hai è 120. sempre, no, è ai 120, leggermente più lunga. Bravissimo intanto Paperini, Che fa esplodere il castello. veramente in forma, sì, gli va detto. Questa nuova Si sente più stecca. sicuro con questa stecca, sì. Sì, l'ha detto subito, ha detto questa nuova stecca che tra parentesi è l'Ares Carlo Cifalà, The Four Peaks, se mi ricordo bene il Esatto. nome, si sente veramente sicuro. Come Ares, giustamente, anche il nostro maestro di sala Salvatore Riondino, tanto quarta al tiro. Due a modi 3. Due a mo' di tre splendidamente eseguito, Porta addirittura, via il mamma rosso. mia, stavo per dire addirittura porta via solo il rosso. Comunque il centro al cuore Ramon, direi che qui ci sta tutta come frase, 36 punti per il Marameo. Tanto il Mulino ha fatto comunque un'ottima ripresa, si è portato a 344 grazie al bel colpo del nostro Paperini. Ottime le forze intanto e difesa ad occhiale. Questo è il momento di essere conservativi per poi agli 800. 800. 800. È il momento di essere conservativi. Siamo in quello stesso punto della partita dell'italiana di prima, Stefano, cioè all'incirca a metà, Sì. dove il primo che sorpassa poi deve avere l'audacia di mantenere il sorpasso. Di solito sul nuovo si va a bere, non è andata così però. Il
Sa- sono nuovi, ma comunque ci hanno siamo 3 settimane, quindi sì, siamo già sul semi-battuto, mi dici? Ok, va bene. diciamo ci sono delle zone che reagiscono, delle sponde che stanno da battuto e altre zone delle E allora, sponde che Biondi, stanno... questa di due fa male, è il tiro che spacca la partita, infatti così è successo. Oh, qui si lascia traversire. Attenzione, intanto errore di forza, di quale il Maraneo può approfittare Due per passate. fare il famoso sorpasso indicativo, portarsi in zona di chiusura. Due, Tre passate. Ah, certo, tre passate per riportare la propria in una zona buona, comunque lasciare un'angolazione non molto aggredibile. È stata un po' povera di forza, serviva qualche girettino. Infatti Salvatore vedete che se la guarda bene e se la studia. ma in realtà è perché la No, scorsa sta giocata che faccio... guardando, sì, sta guardando di angolo di calcio, credo, sai? È andata a controllare l'uscita dalla lunga. Intanto salutiamo Costantino Ciari, quest'uomo che non conosco, no, è solo mio babbo, si può dire, nella Toscana, il babbo. Ramon Trefolone, no, Eravamo... che parlando di Longoni se ne è appena preso una nuova, si è preso la Torre Ciale, complimenti ancora per l'acquisto Ramone. Bellissimo. Che bella stecca che si è preso Ramone. No, no. Sono a discutere. Salvatore ha bisogno di un consulto. In effetti è un momento Perché? abbastanza, non lo convince. No, Non lo convince. non è Non è una convinto sui bella rimpalli. angolazione, non è convinto sul giro. Continua a pensare che sarebbe meglio a questo punto della Aprire due partita sponde. tirare un due sponde di tutto effetto, una bricolla. Bricola, cioè. E infatti alla fine si imposta, tira e la prende bene. Totalizza, ahimè, tremano tutti i birilli ma poi cascano solo 20 punti e questo capita. Comunque 364 a 404. Tre sponde di calcio ora Qui per Maranello. forzatamente tre sponde di calcio, sì. Per Galli che si appresta al tiro. Leggero effetto È proprio sul rosso, ad mi sa, per aprire. ora. Le Potrei forze ritenere sul paiono rosso. buone. Leggermente sul largo, totalizza solo 4 punti, però direi che era la quantità giusta da prendere per trovare questo genere Di di difesa. copertura. Quello che dicevamo prima, sono un vantaggio, sono oltre la metà della partita, devo conservare il vantaggio. Alfredo si sente poco, no, veramente si sente bene, alzate voi il volume, qui siamo al massimo, poi la prima volta che qualcuno si lamenta del volume, diteci se il volume va bene, comunque gli do una piccola incentivo, vai. Il gain, alza il gain. Sì, 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 sì. Basta, no. Vai, basta, vai, Poi, ci siamo. poi ti Altrimenti scoccio. poi diventiamo troppo forti di suono. Alzate un po' il volume comunque. Nuova discussione. 3 di calcio. Sull'arco. Di 4 Sicuramente punti. non ci andrà. Sicuramente non ci andrà di misurissima, infatti. Forza leggermente aumentata. Chi ha No, tirato? sembrava avesse tirato più Un po' forte. freddi. Te avessi tirato sta forza? Io avrei tirato un par di punti per stare sul largo e a portare tutte e due. Una forse l'avrebbe portata se dovessi portare tutte e due in fondo. A prenderne mezza idealmente. Esatto. Anch'io avrei tirato leggermente più forte, al di là della quantità che è stata trovata. Però ripeto, io sono una terza, lui una prima. Attenzione, e qui scusate un attimo, ho interferenza. Allora, com'è andato il tiro? Scusami, ero un attimo distratto. Non bene, ha No, rimpallato, ho esatto. visto bene. Allora, nuova possibilità per il mulino. Sai fosse venuto quella palla davanti sarebbe stata veramente perfetta Altro e ci fece invece il è Salvatore. perfetto Salvatore. E ricordiamo sempre il grande Auro Curvarelli che di Salvatore dice che una volta se faceva meno di 52, ho esagerato, no, meno di 32 aveva detto, o meno di 36, meno di Meno di 36, 36. meno di 36 non era un buon giro, Giro. così. Era il Salvatore degli anni primi 2000, fino anni Primi 90, 2000, primi sì. 2000, ma mi sembra che 2002-2003. comunque la classe c'è ancora, con un sol colpo si porta a 424, 428. Di nuovo tutta da giocare questa partita. Volume ok, tutto benissimo, ecco. Perfetto. Ma io l'ho sempre detto e mio babbo sta un po' sordo, però allora...
Non è vero, Costantino? Trato veramente bene dietro. Trato veramente bene dietro. Vediamo le forze, che poi ci voleva queste, eh. Eccolo qua. Sponda piglia per il Marameo. Con l'eventuale pallino da 12. Beh, tiro quindi direi di scuola eseguito come doveva essere eseguito. Sono 28 i punti che Andrea Quarta porta nelle casse del Marameo. 456 a 424 e soprattutto una diagonalizzazione tremenda. E qui credo Che tocca? Adesso tocca a Paperini. alzerà la stecca. Qui La Paperini. domanda è, tenterà una Io l'alzo. bricola o Io. uno spondavia? Bella domanda. E questo sicuramente seguirà Spondaviglia. Come Sotto supposto. suggerimento di Salvatore. Sicuramente. No, no, ne hanno discusso. Ho visto. Probabilmente perché hanno Girato veramente bene Paperini, gli è partita solo una forza eccessiva. Peccato. Peccato. Peccato perché era proprio il giro e la parabola erano perfetti. Gli è partita una forza eccessiva. Volume ok, ok. Queste sono cose vostre, non so chi sia questo Mauro Vilardi. Impara, allora, vabbè. Chiacchierate pure, come essere al bar qui, non ci formalizziamo. Quindi. Ai ai No, ai. non trova pallino, quindi No. si esporrà. Ai ai ai. Qui non ci voleva questo errore. Spondabile. Questo errore di Galli proprio non ci voleva. Peccato perché avevano tirato delle messe veramente incredibili. Qui non bisogna aver paura di entrare, se no siamo a rischio rimpallo. Vero. E nemmeno di girare. Tanto c'è quel bel pallino e potrebbe anche creare delle situazioni interessanti Tanto all'arrivo. andare sul largo c'è il pallino, sullo stretto puoi fare sponda il pallino. Esatto. Meglio abbondare un po' di forza. Meglio abbondare Allora. con difficile. Esatto. Notare come è scesa benino lungo la sponda lunga la piglia del mulino. Della quarta dalla corta. 3 di calcio a cercare l'entrata massima. Non la trova, ma le forze gli consentiranno di creare comunque un'ottima difesa centrale. Bisogna dire bravissimo comunque. E qui una garuffa impegnativa, sia perché è molto Sia per la alta, sia posizione, perché la sì. battente parte con la sponda. Com'è andata? Mi sono perso un attimo nei commenti. La prende sul largo. Presa di prima praticamente. No. Ha Ah, preso la garuffa sul largo, però è risultata forza abbondante, avendola presa fine. io ho capito. E quindi siamo rimasti così. Tira di nuovo rimanenza. Tira di nuovo rimanenza il Marameo. Sempre Galli, o è quarta? Non ho visto. Non ho visto nemmeno io la secca. Sì. Prima però l'ha tirato Ga- Andrea. sì, mi sembra di sì. Ci siamo un po' persi, abbiate pazienza, ma dobbiamo seguire anche i vostri commenti. Dove si preme per portarlo su SkyQ? Dovrebbe venire un'iconcina. Non lo fa Facebook trasmettere? Volta Sai se si può fare il Chromecast sulle dirette? non lo so però. Poi controlla, te lo diciamo subito, Sandro. Ammetto che qui esce qualcuno. C'è qualche risultato sull'altro biliardo intanto? Grazie. Ora vediamo tutte le informazioni, siamo in 2, cerchiamo di fare tutto. E qui questo grave errore di Paperini. Quindi intanto risultato, sporta 2 punti il Marameo contro il Mulino, ha perso la coppia Fusco-Picci contro Grani-Dami. Intanto Paperini ha lasciato palla anche di molto, non gli è partita secondo me una steccata proprio ottima. Qui Andrea Quarta che subito punisce con, tra parentesi, il suo tipico tiro che ha formato la M 16 e filotto. Mamma mia, è tremendo in questo tiro, è matematico proprio. Non trovo l'opzione per Bravissimo. trasmettere su Chromecast, quindi probabilmente se lo guardo da computer può comunque trasmettere tramite l'opzione di Google Chrome. Ok, che era pure tanto ti sente. Credo sia l'unica opzione. Ok, hai capito? Grazie, ok, prego. 552 a 440.
Comunque siamo agli 800, vero? Se Agli abbiamo letto. 800, Quindi è un po' lunga questa partita. è ancora tutta da giocare. Anche se qui questa palla è Il veramente Salvatore se la impegnativa. guarda. Voi non lo vedete, ma sicuramente c'è il birillo dietro la palla, eh? Anche che se no andava a 4 per le 5 su. Sì, certo, ovvio. E lo farà di parabola. Qualcuno lo vede, Padomani lo vede in TV su Chromecast, quindi è fattibile. Vedi? Via, informatevi fra di voi, siete a un bar, chiacchierate e trovate la soluzione. Bravi, bravi, bravi. Almeno noi ci concentriamo sul commento tecnico che è già impegnativo di suo. Ora si scambiano anche i numeri. Attenzione al pallino, alla palla gialla, eh. Tira dentro la panza, Salvatore. Tira dentro la panza Salvatore. Sì. Non ci arriva, prende lo steccone. No, 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 è Cambia troppo tiro. scomodo, decide di cambiare tiro. alza la stecca e si parabola. Mamma mia. Attenzione, questa palla può valere la partita. Concordo Nicola, concordo. Sì, perché se la lascia è un dramma. La forza è veramente buona, vediamo se trova palla. Sfortunatamente no. E questa palla davvero è valsa la partita, direi. Però tutto può succedere. Però Andrea- temo che ci sia sempre quarta a Andrea tirare, vero? si è lanciato come un falco su quella biglia. Attenzione. Nulla, decide di mettere all'acchito alla fine. Con la sua media sugli acchiti, allora, Momento, di momento. solito 76 li fa. Tutto quello che viene di più è grasso che cola. Eccolo qua. Sfaccio di colpo sotto per Andrea Quarta. A cercare anche pallino. Eccolo qua. Che Direi non un'esecuzione. 76. Sono 76. Pallino non l'ha trovato, Tra vero? l'altro lo difende anche da arrivi dalla... Visto come si è messo dalla leggermente lunga. meno inclinato per andare a cercare pallino? Eh? Hai visto come si è impostato? Tanto voi continuate a darvi informazioni su come trasmettere su televisione. 440, 632. Comincia a essere impegnativa. Paperini stavolta è impegnato in questa palla. Ecco, lui probabilmente sceglierà 4 per le 5 cercando appoggio a pallino forse. Se e io c'ha la face- battuta, ma direi di sì. io Sì, farei sì, la anche stessa cosa. sforzandola, tirandola vicino in buca, si allarga, si Io- avvita un po'. io Ecco farei fatto. La stessa cosa di uomo di 3. E la Che ha trova. preso prima? Grazie a Dio conta poco, ma ha preso prima la palla. Ok. Ah, che ha pensato che si quale palla avesse toccato il pallino per prima, ha preso prima la palla, No, scusami. no, no, perché siccome ho battuto le ciglia... ho fatto quel- Deformazione del giocatore dell'italiana. No, no, ho preso prima palla. Infatti, fine della discussione. Ho battuto gli occhi mentre 12 punti. io mi se sto di tutto. Questa volta No, c'è Pape. questo tiro non ci è proprio piaciuto. Ecco, qui di solito il Paperini se la gioca di colpo in testa. Vediamo, vediamo Paperini, che ha detto che si trova molto bene con questa stecca. E qui la steccata è fondamentale, perché colpo ecco, in di testa, colpo vedi? in testa. Bravissimo Paperini, Mamma mia. stupendo, tira un vero e proprio capolavoro. Paperini, anche il pallino va ad aiutarlo. 92 e 12, siamo 104 punti. E direi che Paperini stavolta gli va detto bravo, bravo, bravo. Stavolta, di nuovo, gli va detto Mario. 576, 132. Temo però che abbia lasciato scatolino. Eccolo qua. Ahimè. 36 punti nelle casse del Marameo. Allora, intanto salutiamo anche Roberta Alfieri che è in linea. Salvatore di Bricolla. Può essere pericoloso Salvatore di Bricolla. Resta comunque difesa la trova ottimo, sempre. ottimo, ottimo, ottimo. Va benissimo. Visto il punteggio, ha realizzato veramente A una scendere difesa a circa 2 ideale. davanti dal 10. Eccolo qua. E si tira a scendere veloce. Entra bene. Vediamo se le forze gli fanno trovare difesa. E così è.
questa è veramente una difesa difficilmente, cioè difficilmente aggredibile, no, ma che non lascia molto, sì. Credo che Salvatore andrà di nuovo a mo' di 3, sai? Sì, sicuramente. Quindi leggero effetto, la propria dovrebbe intercettare lunga, No, corta e poi no, così. biglia. E sta controllando se c'è il pallino. Viene la palla. Sta Deve controllando. tirare. Vediamo un po', vediamo un po'. È andata a controllare se c'era il pallino, è andata a controllare l'angolo. Bravissimo Salvatore. Trovata Palla. veramente bene. Sì, l'ha puntata, l'ho visto. Onde evitare il pallino che sarebbe stato sulla traiettoria naturale, l'ha puntata. È stato veramente bravo comunque. Ha corretto Di la steccata. disteccata e questo quando si tira fuori la tessera è così. Garuffa intanto per il Marameo. Galli credo perché ha marcato Salvatore, vero? 4 punti. Sì. Forze sono comunque buone e trova difesa ad occhiale. A scendere Salvatore non si, sarà, no, caso che c'è il pallino. Salvatore sarà costretto a tirare a scendere. Vicino al pallino ancora. Ce l'ha, ce l'ha. Eccolo qua, attenzione. Ai ai ai. E in effetti non l'ha presa nella maniera ideale. La fortuna non è la nostra, oltretutto. No, In questa partita, questo si può dire. quantomeno in questo tiro. Diciamo che non ci hanno regalato niente e si è pagato sempre il massimo, quindi il destino è questo. Quarta indica come eseguire il tiro al compagno, Galli. 580 Mulino, 668 Marameo. Colpettino, tira fisso, 40 punti nelle casse del Marameo, che a questo punto è veramente vicino alla chiusura. Non dico che ci voglia un miracolo, ma qualche giocata di un certo livello, sì. Paperini al tiro, 3 sponde di calcio. In questa sala abbiamo visto anche bere il 2 per far entrare di stecca il maestro. Ma in questo caso non ci si può più No, permettere. Vediamo le rimane forze, corto. mi sa che resta corto. Ai 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 ai. Traversino. Questo errore proprio non ci voleva. Aveva il pallino, gli dava un po' di fastidio nella steccata, magari questo l'ha un po' trattenuto, ma bisognava starci attenti. Tanto traversino di seconda per Andrea Quarta, direi splendidamente eseguito, 40 punti. È il Galli sempre, bravo Galli, splendidamente eseguito. E dove lo vedo? Io guardo le palle, te guarda i giocatori. No, ma guarda anche la stecca, è diversa. Quello con la tua stecca è Galli. Con la mia stecca, ah sì, nel senso la stecco uguale, pensavo me l'avesse ciulata. Allora, 3 di calcio per Salvatore, 3 di calcio amaro, però dolce. Dimisurissima. Tensione leggermente lunga e mi pare proprio di sì. Credo che ci sia traversino. 32 E di stecca è punti. Andrea Quarta ora. E qui quindi c'è la chiusura. Match Probabile. point per Andrea Quarta. 16, Non si fa scappare 76, l'occasione 12. e chiude splendidamente Andrea Quarta. Guardate che bel tiro, splendidamente eseguito. E qui direi che non c'è stata partita, nel senso che il Molino si era, a un certo punto ha fatto ben 2 recuperi di fila, se ho visto bene la partita, Sì. se la ricordo bene, però poi gli errori, è stato fatto un paio di errori che non dovevano essere fatti, soprattutto col fatto che dall'altra parte c'era poi a tirare Andrea Quarta. Bisogna stare attenti anche a questo in coppia. Chi Anche tira dopo chi è entra la di domanda stecca. fondamentale. Chi entra di stecca. Veramente un peccato. Si porta quindi a 3 punti a questo punto il Marameo. Sì, 3 punti per il Marameo, 1 punto per il Mulino. Ma tutto può ancora accadere perché deve giocarsi la staffetta all'italiana. Staffetta, Potremmo pareggiare nuovamente. sì, perché la staffetta, ricordiamo, vale 2 punti. Quindi ci potremo portare a 3 pari. La staffetta è a 160. Sì. Abbiamo qui accanto Fusco, da cui pretendiamo gli stessi miracoli che ha fatto in tutte queste partite. Forza Luigi, forza. Vi salutiamo e ci sentiamo fra poco. Ci dovevamo salutare però. Avevi scritto bisognava salutare qualcuno. Giusto? Claudio resta, vado a chiamare Salvatore. Con la Messeri è stata la palla a mano. Sì, sì, sì. Uno degli episodi è stata sicuramente la palla a mano. Concordo. Tanto siamo andati a portare i saluti,
quando voi ci chiedete di portare saluti al vostro beniamino, noi subito accorriamo. Quindi ci sentiamo fra poco per la staffetta all'italiana.